Italia ci siamo, dai, perfetto. È vero che dobbiamo dargli ancora altre sfiatatine proprio per andare oltre la perfezione, però vabbè, insomma, già così andrebbe benissimo e riscalda perfettamente tutto quanto. Adesso Marco deve andare un attimo via, io approfitto, mi faccio la doccia e basta, insomma, ecco. C'era una cosa importante per chi ci vive in camper o per chi lo usa spesso. Io ho sbagliato a non farlo. Devo fare magari quando era estate, provare a capire tipo io adesso so che ti sembra una roba stupida ma non lo è, io adesso ho il 46% di acqua potabile, no? Farsi una doccia e capire a fin quanto arrivavi come percentuale e poi andare a controllare dentro alla tanica dell'acqua quanta acqua c'era, in modo che tu sai più o meno in termini di percentuali nel mio caso o tacchette in caso di altri camper quanto ti ci vuole per farti una doccia, hai capito? Perché nel mio caso se finisce l'acqua non è un problema, cioè certo il boiler non può andare senza acqua, ok? Nel mio caso con l'Alde invece non è un problema, tu anche senza acqua puoi fare andare tutto quanto tranquillamente, però mettiti sei insaponato e sei là tutto insaponato da sciacquare e ti finisce l'acqua, che cazzo fai, hai capito? Cioè quello che e quindi sì, anche sto discorso non l'ho mai fatto in 3 anni con Scarosso, non so perché, però insomma è da fare qua. Adesso magari lo farò, visto che secondo me guarda, aspetta, forse ci vuole una torcia, attento, guarda che riprese, altro che Blair Witch Project qua. Allora vedi, cioè, secondo me ad occhio ce n'è tantissima di acqua. Tieni conto che sto serbatoio non è da 100, adesso non so da quant'è, ma vediamo se c'è scritto. No, 20 kg. No, non c'è scritto, perché sono tutti e due i serbatoi, fanno 270 litri, quindi sto qua sarà più o meno 130 per capirci, no? E è sopra la metà, quindi insomma ho minimo 70 litri insomma per fare la doccia, hai capito? Quindi vado via tranquillo. Quindi adesso facciamo la doccia senza economia, diciamo una bella doccia normale, ecco, e vediamo poi quanto mi resta. Ecco. Ok, eccoci qua Italia, doccia fatta. Allora, sì, maglietta della salute, perché il Puntino del Mondo è un canale tipico, cioè a maglia della salute è tipica tanto quanto un gotto di vin. Sì, no, fuori farà anche freddo, ma in bagno di Pullman cazzo muori sempre dal caldo, porca miseria. Per carità, bellissimo, cioè apro anche l'oblò per respirare, perché veramente questo, perché come hai già visto è tutto stracoibentato in vetroresina e la porta col vetro, le guarnizioni e tutto quanto, e l'acqua viene fuori ustionante, e in più c'hai 2 termi in bagno e uno, che ci credi o no, puoi andare a vedere nei video vecchi, uno anche dentro la doccia quindi porca puttana, io credo di aver consumata pochissima acqua. Allora ne ho consumata il più possibile, proprio sciacquandomi lento, tranquillo, proprio per avere un'unità di misura tranquilla, no? Per regolarmi con le prossime docce in caso di riserva di acqua. Però con sto discorso che fa caldo, cioè l'acqua di solito quando uno fa la doccia la usa anche per scaldarsi, no? Qua no, te la usi solo per sciacquarti veramente. E quindi andiamo a vedere, eravamo al 46%, ecco qua, volevo cambiarlo, volevo Pullman augura buon viaggio, volevo far schifo, vabbè dai, comunque va bene lo stesso anche così. Allora acqua chiara 28%, quindi 46 meno 28, adesso mettiamo in pausa così poi taglio e sembra che ci sono arrivato subito al calcolo. Un 18%, teniamoci anche 20, teniamoci alti, e tieni conto che ovviamente, aspetta perché so qua quei finestre tutte verte che cammino su e giù per il camper, non è tanto a maglia della salute, che so in mutande e calzetti, vabbè comunque mi dispiace per i tecnici del Marco che passa e no vabbè dai, sta serio Yuri, parla un attimo del discorso. Sì, e appunto dicevo che ovviamente ho anche sciacquato bene la doccia, insomma non è che ho fatto la doccia e ho spento, quindi ho sciacquato bene tutte le pareti, tutto quanto, quindi bene così. Teniamoci conto un 20% di riserva, quindi se ho un 30% lì mi faccio la doccia tranquillo, e se ho dal 30% in su ovviamente neanche pensarci, insomma, ecco, cioè nel senso che la fai più che tranquillo. Ciao, Marco mi aveva detto di tenere acceso per testare, ma io sto morendo dal caldo veramente, quindi io intanto magari abbasso
e casomai adesso mi vesto, spalanco tutte le finestre e rimetto il riscaldamento normale, insomma, ecco, perché non si sta dentro, cazzo, tra che è stracoibentato e dopo con sto riscaldamento qua veramente, sì, no, cosa positiva, positivissima, però accidenti, veramente no. Wow, cioè al massimo è improponibile, cioè già a 25 gradi e dopo continua a sale. Quanti gradi abbiamo? Aspetta. No, 25 gradi abbiamo, però 25 gradi sembrano veramente tanti. Ah, poi passerò stasera anche da Michele o domani mattina, tra parentesi, non è che sfrutto la gente, sfrutto gli amici, sono gli amici che si propongono e dicono dai vieni qua che vediamo, facciamo, hai capito? Perché? Perché c'ho una... non si sa cosa, proveremo con la gomma dell'acqua, che entra acqua dal finestrino passeggero. Per carità, nessun problema, perché alla fine è tutto un materiale imputridescente e poliuretano, non c'è legno che marcisce, roba del genere. Però comunque non è bello quando piove tanto, proprio che viene giù, come si dice da noi, a scavassa, ossia anche in orizzontale, diciamo, no? Che ti entra acqua. Quindi vediamo, secondo me, magari sbaglio, vedremo, appuntati sta roba, è quelle canaline di scolo che fanno entrare l'acqua, e mi sembra la spazzolina, quella che fa scorrere i vetri, no? Per aprirli e chiudere, che nella parte sotto mi sembra un po', diciamo, più consumata, oppure sì, più consumata, non pizzicata, più consumata, secondo me entra da lì. Però faremo le prove bene con la pompa dell'acqua che gli butta uno dentro, uno fuori, l'altro gli dice punta qua, punta là e si vede, insomma, ecco. Bene, ora direi che Singano si fa una piccolissima pausa, si fuma una zicchetta, dopodiché continua a montare tutti i mobili e dopodiché anche una volta finito, date le ultime sfiatate, a rimettere via tutta la roba da vestire, tutta la roba. Comunque è veramente bravissimo Marco, perché è il titolare di una grande azienda che ripara caldaie, ma a livello proprio industriale, oltre che condomini e cose del genere. Infatti, ma sono andato a fare il giretto con lui che doveva passare, diciamo, da dei clienti, c'erano queste mega fabbriche, queste mega caldaie. Ho detto, Madonna, ma non te ha paura a mettere mano su sti mega macchinari. Quindi è proprio veramente un grande, il mio intuito anche stavolta non ha sbagliato, e mi prendo avanti perché siccome so che magari chi ha problemi col boiler del camper e cose del genere poi mi dice Yuri mi passi il contatto eccetera eccetera. Attenzione, adesso io non mi ricordo cosa mi aveva detto Marco, però diciamo che lui è stra-impegnato in determinati periodi dell'anno, tipo adesso, quando mi diceva che riceveva 80 telefonate al giorno, io dicevo vabbè, solito modo di dire, è una cosa pazzesca, ne ha ricevute ben più di 80 al giorno in questi giorni che siamo qui, quindi puoi immaginare come sono presi, però c'hanno dei periodi dell'anno che non so quali sono e che lì poi puoi contattarlo se hai problemi col boiler o con quelle cose lì del camper, insomma, ecco. E il discorso della corrente, sì, ok, adesso segna a tutto al 100%, no, che ti dicevo di metterla sotto 20, sotto 220, di dargli la ritaratina eccetera eccetera, ok, tutto bene, però secondo me, non me ne intendo assolutamente, quindi non tenere assolutamente per buono quello che io ora ti dirò, secondo me era meglio fare sta roba, sto lavoretto di taratura che ogni tanto va fatto alle batterie senza nulla attaccato, cioè io ho il frigo e la pompetta del riscaldamento, per carità non sarà chissà cosa, ma secondo me se devi fare una roba fatta bene proprio all'unico solo scopo di tirare le batterie non dovevi attaccarci nulla, cioè deve essere tutto completamente spento. Io ho capito che non sono una cima col fai da te, ma come cazzo lo fai entrare questo? Cioè lo prova in tutti i modi, guarda che non è Saboni, e va là, eh sì, è quello che va là, eh sì, perché quello è il buco che c'era già per accedere, diciamo, al manometro per il riscaldamento davanti, sì, va lì, quello della cucina è più piccolo e sono dall'altra parte, va lì e sopra ci va il no, non riesco, no, non può andare lì, aspetta, che cazzo di pannello è questo? Guarda che ha questa roba qua. Ah no, è giusto, no, neanche tanto, perché ci passavano più o meno delle scatole, no, c'è qualcosa che non va, non riesco mica a capirmi, cazzo. Vabbè ragazzi, monterò quella della cucina, cosa volete che vi dica, porca miseria, ma che bravo Marco, mi ha fatto il buchetto qua per non smontare tutto, per sfiatare i termi, che così qua c'è lo sfiato, cade lo sfiato del termo, quello dietro qua della cucina, quindi adesso vabbè rimonto la cucina così mettiamo via un po' di roba che c'è il disaster.
Vabbè, allora, visto che già siamo qua siamo sotto il lavandino della cucina, visto che poi dopo il frigo toccherà andare dal falegname, io mi prendo già avanti, mi tolgo già il cassetto delle posate, perché poi qua ci andranno tutti i ripiani e siccome sono cose dispendiose in termini di tempo, cioè il falegname deve impiegare il meno possibile, se no mi butta su il conto, te capio? Sì, poi tutta la legna tagliata che non serve, i ripiani che ho tolto eccetera eccetera, gliela do a Marco che la brucia sul caminetto, quindi in qualche modo è tipo una specie di funzione religiosa che brucia il pulmino, no? Sai, tipo sì, che roba là, insomma, dai. Eccola, montato il tutto, vedi il pulmin è fatto con questi cosi qui con 4 vite e dopo ovviamente ci va sopra la mascherina per coprire perché non gli vada umidità nelle viti eccetera eccetera eccetera. Adesso diamo un po', do poi una ripulitina generale e questo ripiano è pronto, si può chiudere. Oh, va là per quel poco che vedi e aspetta, aumentiamo l'esposizione e vedi c'è quel buco che è quello che abbiamo fatto per passare a sfiatare i termi, che gli ho messo gli asciugamani davanti, vedi che così gli esce l'aria, gli asciugamani, che bello, così se li appoggio alla bagnati che ho asciugato, un po' bagnati, un po' umidi, così si strasciugano, ficcata. E tra gli ultimi, no aspetta, non si vedi, aspetta, ti metto dentro, in teoria così dovresti vedere, forse no, anche no, aspetta, fermo, porta, pazienza, ok, ti metto così, tra gli ultimi sciocchi di Singano, tac, la prendi, spassola, guarda, spassola. Non so se vedi, sto riprendendo a caso. Beh, già che non riesco a fare le mie cose, ovviamente essendo tutto casino, oggi è giornata di lavoretti casalinghi. Indovina cos'è? Bravo, sì, avevi indovinato, eccolo là. Comodissimo, poi qua ci vanno anche le mie presine un po' frufru, però d'altronde a me piacevano queste, che te devo dire. E tac, eccole là, vediamo, lo copre, no, perfetto. Allora, qua da sotto, tac, schiacci e ti viene fuori il sapone per lavare i piatti. Anzi no, scusa un attimo, là sopra gli ho tolto il porta presine e gli mettiamo quelli fighi che ho preso, no? Ti ricordi? Guarda che belli. Legno e alluminio, cioè ci sta, guarda, non impannante più, Ecco sì, ho cambiato idea all'ultimo, l'ho messo nell'angolino che così mi copre anche il relativamente antiestetico coso del sapone, lasciando però fuori, vedi, il pulsantino per fare così, quindi perfetto. Eventualmente un altro lo metto lì per appendere, cazzo ne so, magari l'aglio che cade, che ne so io, adesso vediamo. Là, ok, perfetto. Se dopo Marco vede che invece di montare il mobile qua sotto ho montato questi, mi ammazza, però vabbè, insomma, dai. Ecco, adesso è tornato il Marco che sta facendo il test di acidità, ho detto giusto? No, ecco, te pare. Di quanto tiene. Aspetta, adesso devo accecarlo. No. Esatto, vedi, quello è lo strumento ed purtroppo non posso farti vedere perché il binocolino è... Sarà fatica? No, è impossibile. No, guarda. Beh sì, forse... Sì. Aspetta, che clicco l'ho messo a fuoco al centro. Vedi lui dentro e vabbè, te non capirai niente, meno però meno 15. Meno 20? Boh. Sì. Adesso che penso. Se te vuoi sfiatare, cioè non sta mai sforzare con la pinza o con le mani senza tenere fermo questo, perché sennò te fai girare, si strappa la gomma. Si strappa la gomma proprio. E ora adesso se tieni fermo con una chiave e adesso te puoi girare. Idem per chiudere, tieni fermo con una chiave e si dà proprio un colpettino leggero, questa era anche muoiata, guarda. Appena tanto perché resti fermo. Italia se fa robe serie qua. Allora adesso Marco sta isolando come cazzo si dice, quella parte di termosifone, no, perché sto mettendo a fuoco la sua testa, eccola, adesso vedi il termosifone, perché qua appunto ci va il frigo, quindi meno caldo ci va qua dentro meglio è. Bene, allora stiamo isolando il pezzo di radiatore che non serve, è stato messo un foglio di Armaflex, facciamo tipo un bello strudel. Mettiamo abbastanza stretto così tiene bene e adesso mettiamo un foglio di rifinitura. Queste robe segrete qua.
ormai dovessimo mettere un tocchettino da qua. Canto questo guarda. E tadan! E allora Italia adesso l'unica cosa che speriamo, anzi spero perché Marco giustamente dice a me che cazzo me ne ciava, giustamente, che quando si metterà il frigo che partirà da qua, io adesso non lo so come dietro quel frigo, cioè che la griglia di areazione non capiti là, proprio là, cioè che devono bucare là la parete fuori, perché se no bisogna alzare il frigo, nessun problema, lo spazio c'è, ma non mi sta più il microonde là sopra dove volevo io volevo tutto assieme, anche perché se è tutto assieme mi sta il male dei cassetti là al posto del frigo vecchio. Vabbè dai, solito discorso, ti vai a imparare a memoria, notte Italia. Ma prima cena avevo fatto a Marco, te ha un momento, te ha mal di testa, no, è che se devo arrivare Mario, mi ciappo avanti. Ciao signori, buonasera. E dovevi capire una roba. Guarda sottotitoli. Che il cadavere qua di Iuri, non è che mandava a posizione. Ecco, aspetta, è sempre per il discorso di anticipo che mandiamo a posizione tramite WhatsApp, no? E WhatsApp fa precisione 20 metri e mi guardo che altri di sono preoccupati, no, 20 metri, sti qua rincoglioni come chi se perde, si era perso cazzo con 20 metri, porca troia, era incredibile. E difatti io ho detto 20 metri non si può la Mario da che 20 metri, bisogna è il centimetro. Altro che il GPS. Porca la precisione, se la serietà di una persona. Se su un cancello primo per zero quasi, se due devi specificare cancello 1, cancello 2, entrata principale o secondaria. Oh che cazzo, io non devo dire parolacce perché il canale è un po' scurile. Un po'. Ma date fare il culo, passo perché ho fatto. No, ma adesso se può, no, perché sì, perché ho messo che l'è vietato ai minori. Cioè su impostazioni di YouTube adesso le. Comunque ogni volta che ti vedi YouTube è scritto, mi raccomando, gli atteggiamenti volgari, roba bla bla bla. Oddio, a me no. Mi sì. Ecco appunto, il riassunto del Michele. Buon ciao Italia. Eccolo. Vai Sigari!